detto che di fronte a un bicchiere di vino, ogliastrino, si sono guardati negli occhi, forse ne avete bevuto uno o due in più, forse 4 in più, e si sono detti: ma perché non facciamo qualcosa di bello per la nostra comunità, per il nostro territorio, comunità ogliastrina? E Franco ha avuto la brillante idea di dire: mi farebbe molto piacere costruire insieme a Gianni un mega quadro, un mega cavalletto, e dipingere un'opera d'arte da regalare alla Lanusei. È un segnale molto forte. Io scoprirò con voi questo quadro e ho anche una certa emozione perché si riusciva a intravedere qualcosa dietro il telo, ma non si comprende tutta l'opera d'arte. E sono contento perché di fatto dietro questo regalo che voi fate alla Lanusei, che io come sindaco oggi ricevo a nome di tutta la comunità, c'è un messaggio che va davvero a superare quelle che sono state delle difficoltà storiche del nostro territorio. Da un lato il campanilismo, dall'altro il voler investire in ambito culturale e dall'altro superare davvero quelle inimicizie che purtroppo troppo a lungo ci hanno segnato e a volte contraddistinto in negativo. E la cosa bella è che questa cosa, caro Gianni e caro Franco, è nata a Cagliari, quindi lontano dall'Ogliastra, ma è nata con il cuore che ancora era qua. E allora io, a nome ovviamente della comunità di Lanusei, ma mi permetto anche a nome di tutta l'Ogliastra, vi ringrazio per questo gesto che avete fatto, perché so quanta passione ci avete messo, quanta professionalità tu, Franco, con le tue mani hai voluto mettere, e quanto impegno tu, Gianni, hai messo nel supportarlo in tutto quello che è stato poi il lavoro anche materiale. So che siete stati coadiuvati da alcune persone che sono oggi qui presenti, che io ringrazio a nome di tutti, che si sono offerti per fare il trasporto, per dare il materiale. E quindi credetemi, la Lanusei oggi vive anche come dire, l'esperienza elettorale, ma la cosa bella è che qui oggi c'è tutta la Lanusei rappresentata, perché questo regalo che voi fate alla nostra comunità non ha né colore politico e né vuole averlo. È una cosa che voi fate per tutti noi e io a nome di tutti vi ringrazio fortemente. Franco, vieni. Intanto è un'emozione scoprire e vedere per la prima volta un'opera come questa. Vorrei che tu con le tue parole ce la raccontassi e ci trasmettessi la passione che hai messo nel dipingerla. Allora, eravamo io e Joe e abbiamo detto uno dei due deve parlare, no? E quindi abbiamo tirato dispari o pari, ho perso, secondo me mi ha imbrogliato, devo parlare io. E mi voglio ricollegare un attimino a quello che ha detto il sindaco. È uno di Tortolì, uno di Lanusei, ma poteva essere anche uno di Barisardo, uno di Urzulei, uno di Talana. Viviamo in un territorio meraviglioso, veramente bello. Io e Joe siamo dovuti andare via, viviamo a Cagliari, non ha niente di politico. Abbiamo mantenuto la promessa che avremmo montato questo quadro ieri perché era il compleanno di Joe. Per il mio compleanno lo dobbiamo montare, non potevamo sapere cosa ci fosse attorno alla Lanusei. Joe mi ha detto: cosa faresti? Ho detto: raccoglierei l'anima di Lanusei. E umilmente dico che ci ho provato, ma vorrei una cosa, è molto importante, siete in tanti, vorrei che non venisse messo in primo piano il mio dipinto, perché sarebbe giocar facile. Non è un dipinto. Io vi cito persone che voi non conoscete.
Alessandro, un falegname di Cagliari, Daniele che ci portava le birre, vi posso citare Roberto che lo ha saldato insieme a Gianni, persone che hanno capito qual era lo spirito di questa iniziativa, un piccolo lembo di terreno chiamato Ogliastra, meraviglioso, dove è inutile spezzettarlo per paesi. Siamo una grande comunità. Sapete il bello dell'Ogliastra, ragazzi, cos'è? Sicuramente quello che ci ha dato la natura, ma se noi ci crediamo, il bello dell'Ogliastra siamo noi che lo abitiamo, e se abbattiamo le barriere insieme possiamo veramente fare tanto per questo lembo di terra. Davvero, impegniamoci. E adesso, perché voglio sdrammatizzare, vi dico soltanto che Joe, mentre lo raccontava agli amici di Cagliari, senza calcolare gli amici di Lanusei che ci hanno dato una mano a portarlo e a montarlo, ha detto una cosa: ma vi rendete conto? Uno di Tortolì e uno di Lanusei, sapete il campanile che c'è? Eppure lo stiamo facendo. Cando da capa duoccio ha detto. E adesso vado a dirvi che cosa ho voluto rappresentare. Avete tante cose belle veramente, quindi il quadro era piccolo, avevamo pochi soldi, non avevamo... Lanusei è la gioia, no? È colorata, è un paese inerpicato nelle montagne che ha dei colori accesi, che è quello delle ciliegie. Lanusei ha le castagne, l'ho voluto rappresentare lì, sono le sagre. Lanusei ha le cantine aperte, un mare di vino che se fosse stato vivo mio nonno ci sarebbe veramente andato a nozze, con le botti. Lì in alto è stato un grande onore, un grande piacere per me poter disegnare, dipingere la maglia del Lanusei Calcio, perché è stata storica, la prima squadra che milita in Serie D, nonostante ci atteggiamo tutti a dire città di Tortolì, città di Lanusei, 5.000, 10.000 abitanti, dovremmo chiamare probabilmente Roma pianeta, eppure quella maglia, ragazzi, significa una cosa molto più importante del calcio. Con i sacrifici, con la voglia di arrivare, si arriva anche lì in alto, e il Tortolì Calcio lo ha dimostrato. E io sono felice veramente tanto per loro. Voglio dedicare a tutta la squadra un applauso, perché anche l'anno prossimo giocherà il campionato di Serie D. Ho voluto raccontare in qualche maniera la storia, non potevo esimermi da dipingere il Tempio di Don Bosco, e io vi chiedo un applauso perché è un'istituzione d'Ogliastra questa. Ho voluto raccontare la cultura, il museo di Lanusei, mi ha accompagnato giù a farmelo vedere, bellissimo angolo. Ho voluto raccontare la Madonna d'Ogliastra, speriamo che preghi per noi e ci faccia unire, ne abbiamo bisogno. Marcello, lo so che sei lontano ma io ti voglio qua, abbi pazienza, non spetta solo a me l'emozione, vieni qua, vieni. Marcello, vieni qua, ti voglio qua. Vabbè, stai là, lo capisco che vuole stare là. C'è una dedica. Allora, io e Ciupiras abbiamo voluto in qualche maniera così far sì che tutta l'Ogliastra, perché poi il messaggio di campanilismo non è per Lanusei, sarebbe offensivo, è per tutta l'Ogliastra, poi si allargherebbe a tutta l'isola, a tutta la nazione. Ma c'è qualcuno che c'era riuscito prima di noi, ma come era abituato a fare lei? Lei era abituata a fare così, in silenzio, in punta di piedi. Venivano le bambine da tutta l'Ogliastra, dovevano danzare con la maestra Franca. Una mia carissima amica che so che oggi lì sta pensando: questa te la faccio pagare. L'ho voluta rappresentare così. Lì c'è una bimba vestita in tutù che soffia delle bolle di sapone delicate, come era lei, delicate.
saluta. Dentro una bolla c'è proprio la mia amica, la vostra amica, l'amica dell'Ogliastra, quella che è venuta in punta di piedi, che in punta di piedi se n'è andata e danza in un teatro di nuvole, e a lei voglio dedicare questo applauso. Sappiate che per me è un grande onore poter dire che un mio dipinto sta in questa meravigliosa città e soprattutto poter raccontare di essere stato applaudito insieme al mio carissimo amico Joe dalla gente di Lanusei. Grazie, grazie davvero. Franco, allora, intanto grazie per questo regalo e per questa forte emozione che ci avete fatto provare. Qui c'è un piccolo pensiero che è per te, e a nome di tutta la Lanusei, è un piccolo pensiero per ringraziarti di questo grande regalo, di questo momento. Per te Gianni, il regalo è questa gente, questi tuoi compaesani, che ti ringraziano, e anch'io con loro credo che in 5 anni della mia esperienza da sindaco, che vanno a termine, questo sia stato uno dei momenti più significativi. Lo dico con forte emozione, ma lo dico col cuore. E ricordo ancora quella prima telefonata, quando tu hai chiesto se era possibile fare questo tipo di regalo alla Lanusei. Oggi è stato possibile e io sono sicuro che tutti coloro che passeranno di qua ammireranno questa bella opera e comprenderanno il significato che ha, e sono sicuro che potrà rimanere qui per un certo periodo. Dopodiché la Lanusei e tutti i cittadini avranno cura nel preservarla in un altro angolo del paese. Quindi verrà installata, ovviamente dialogheremo con voi per scegliere la migliore delle collocazioni, e verrà sicuramente preservata e conservata nel tempo. Non so cosa c'è qui dentro, ragazzi. Allora, prima di tutto vorrei ringraziare anche Grazia, mia moglie, è lei la fiorista, è quella che ci ha dato una mano. Non so cosa c'è qui dentro, ma lo conserverò con un solo pensiero. Qua dentro c'è il cuore della mia gente. Io sono nato in Ogliastra, non lo voglio dividere in pezzi, non lo voglio dividere in paesi. E io qui alla Lanusei sono fra la mia gente. Grazie. Grazie Franco, grazie Gianni, grazie a tutti. Grazie.